ora in onda Potere al Popolo. Eccolo qua, Sammy Varin, buon mattino ancora una volta, di nuovo in studio in diretta alle 11.04. Tutti i siti internet hanno come apertura l'attentato al giornalista Ranucci. Bomba distrugge l'auto di Ranucci. 1 chilo di esplosivo. Mia figlia poteva morire. Indaga l'antimafia. Lì nessuna telecamera. L'attentato nella notte a Pomezia distrutte le vetture di Ranucci e della figlia, che è passata sul luogo dell'esplosione pochi minuti prima dello scoppio. Sembra che si tratti di un ordigno rudimentale, ma ora bisogna vedere la natura dell'esplosivo. Il giornalista in passato ha ricevuto un proiettile, questo attentato è un salto di qualità preoccupante. Sento lo Stato vicino. La solidarietà un po' da tutto l'arco costituzionale, il messaggio di solidarietà della RAI: respingiamo con forza ogni minaccia contro chi svolge il proprio lavoro, l'Usigrai, clima d'odio. La Meloni, la libertà di informazione è sacra, la Schlein, attentato alla democrazia, la russa inquietante, ma il sito e tutti i siti sono pieni di tutte le situazioni possibili immaginabili, le immagini dell'auto di Ranucci distrutta da una bomba, una vicina di casa, esplosione fortissima, ha tremato tutto, detriti davanti alla casa del giornalista dopo le esplosioni. L'esplosione su Repubblica, la medesima cosa, la bomba con 1 chilo di esplosivo era vicino all'auto di Ranucci, la denuncia alle 22.17, boato tremendo contro di me, salto di qualità. Ordigno distrugge la macchina del giornalista davanti alla casa di Pomezia, il video dei rottami. L'intervista: mia figlia poteva essere uccisa, era qui poco prima dello scoppio. I precedenti, tutte le intimidazioni subite dall''ndrangheta al cartello di Pablo Escobar. Le inchieste, ecco i temi del ritorno di Report: l'eolico, la sanità, le banche. Il commento: una minaccia a tutto il giornalismo d'inchiesta. Questi i titoli di Corriere e Repubblica. Tra poco ripercorreremo la settimana di informazione, perché è venerdì e a quest'ora arriva sempre la Chiara Soldani. Prima però qualche minuto in Parlamento con Dreosto. Qui Parlamento. Grazie Presidente, buongiorno colleghi. Anche noi della Lega oggi accogliamo con grande e con viva soddisfazione quelli che sono i significativi progressi del piano di pace che è stato proposto da Trump. D'altronde, l'avevamo detto fin dal primo momento, non c'era nessuno se non il Presidente degli Stati Uniti, con la sua autorevolezza, a poter in qualche maniera intervenire in questa drammatica situazione. Questa iniziativa, voglio ricordarlo, che è stata fortemente sostenuta, io voglio dire e sottolineare, colleghi, con coerenza, con davvero serietà dal nostro governo, è davvero un passo significativo verso quella che potrà essere una, ci auguriamo tutti, stabilità duratura in quell'area del Medio Oriente. Vedete, non bastava sicuramente quello che era il riconoscimento unilaterale di alcuni stati europei che probabilmente volevano ergersi a protagonisti in questa drammatica situazione, con il rischio anche di, e lo abbiamo sottolineato, legittimare quello che era un governo fatto da terroristi che utilizzavano la propria lotta per rivendicazioni personali. Non sono bastate neanche le agitazioni e cavalcare le piazze in forma alcune volte molto violenta per portare dei risultati. C'è voluta invece un'azione sinergica delle diplomazie, che voglio ancora una volta ringraziare, e che sicuramente il nostro governo, anche attraverso questo importante lavoro, questa sinergia laterale, ha dimostrato ancora di una volta di porsi in maniera importante. Voglio ricordare in particolare tutta la struttura degli aiuti che l'Italia ha portato avanti, dicevo, di portarsi in una posizione davvero significativa nello scacchiere internazionale. Grazie al governo italiano, grazie alla maggioranza e grazie a tutti coloro che hanno sostenuto anche in quest'Aula l'iniziativa di pace. Qui Parlamento.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. I got a feeling I'm your new obsession. Out of the sky we fell. Time to take my body to a new dimension. Together raising hell. Ooh, ooh, ooh. Come on and follow me. Ooh, ooh, ooh. I'm falling in too deep. And now I'm midnight dreaming with my bad reputation. I got a song to sell. Sky girl feeling like a new sensation. I wanna kiss and tell. Let it rain. I want pink champagne. Touch euphoria, pouring all over you. Write a new story, yeah. Touch of euphoria, pouring all over you. I'm a beauty queen on a killer scene, tearing up the beat, sweating out in the city heat. You know what I mean? Dancing in the street, feel the fantasy. Hold me closer, don't let me leave. Ooh, ooh, ooh. Come on and follow me. Ooh, ooh, ooh. I'm falling in too deep. And now I'm midnight dreaming with my bad reputation. I got a song to sell. Sky girl feeling like a new sensation. I wanna kiss and tell. Let it rain. I want pink champagne. Touch of euphoria, pouring all over you. Write a new story, yeah. Touch of euphoria, pouring all over you. Write a new story, yeah. Pouring all over you. Pouring all over you. Touch of euphoria, pouring all over you. Pink champagne. Touch of euphoria. And now I'm midnight dreaming with my bad reputation. I got a soul to sell. Sky girl feeling like a new sensation. I wanna kiss and tell. Let it rain. I want pink champagne. Poppa, è già finita. Oh cavolo, che mi piaceva. Sophie and the Giants. Pink, non ho sputato, è Pink Champagne. Non ditemi che siete rimasti fermi con questo pezzo. Il 24 esce il mini album che darà il via al tour nel Regno Unito e in Europa. Certo non fanno dormire, anche perché bisogna stare svegli e allerta. Questa è Radio Libertà, ciò che trasmettiamo non viene detto sugli altri canali. Adesso vi fa un esempio Chiara Soldani, buongiorno. Ciao Sammy, ben trovato e un saluto a tutti i nostri ascoltatori come sempre. Oggi sento odore di censura, ti avviso Sammy, siete Ecco, avvisati? sapevo, avevo appena fatto sì. partire la diretta sui social e cioè adesso ci bloccano già. Che cavolo, ragazzi, se ci state seguendo su Facebook o su YouTube è meglio che scarichiate la app di Radio Libertà sul vostro cellulare, così siete sicuri di non perdere l'audio, perché quando parla la Soldani stranamente ci sono dei buchi di audio, si ferma tutto per un po' e chissà dove ci porterà oggi. Dalla parte delle forze dell'ordine e della legalità, da Don Biancalani, signori, ancora il caso Vico Faro. Io pensavo fosse finita, invece no. L'aborto in Costituzione, la negazione della sindrome post-aborto e i danni post-vaccino. E allora ci salutiamo subito dai social, proviamo, vediamo fin quando andiamo in onda. Chiara Soldani, dove ci porti? È vero Sammy, dovremmo poi congedarci dai social appunto sul fronte vaccini come sempre, perché abbiamo delle notizie importanti che arrivano direttamente da Asti per un risarcimento importante
che sicuramente non restituirà la salute purtroppo della vittima in questione, della quale ovviamente parleremo, ma è pur sempre un passo in avanti verso appunto al riconoscimento di quanto spesso accade, che viene puntualmente, come sappiamo bene, censurato, comunque silenziato dai media e chiaramente insomma anche dalle televisioni, dai giornali, tranne La Verità, che ha sempre il coraggio di schierarsi e soprattutto di parlarci appunto delle ripercussioni ancora tuttora in essere del vaccino anti-Covid. Ma oggi è la giornata del lutto nazionale, è la giornata soprattutto dell'ultimo saluto ai 3 carabinieri della strage, perché effettivamente di strage può trattarsi del casolare di Casteld'Azzano. Camera Ardente, alle 16 ci saranno i funerali di Stato a Padova. Ho appena visto, tra l'altro, Sammy, le immagini appunto della Camera Ardente con i colleghi superstiti di questa strage, veramente immane, inqualificabile, anche se viene giustificata come sempre da Ilaria Salis, credo quanto mai inopportuna, perché noi siamo educati e vogliamo utilizzare dei termini educati, ma chiaramente bisognerebbe utilizzare un linguaggio diverso. Ovviamente non lo facciamo perché abbiamo soprattutto rispetto nei confronti delle 3 vittime, delle loro famiglie, e soprattutto perché notiamo ancora una volta le 2 Italie contrapposte, cioè quella delle forze dell'ordine, che rappresentano appunto la nostra sicurezza, che sono coloro che spendono molto spesso anche direttamente la vita, e il caso ovviamente di Valerio Dapra, Davide Bernazello e Marco Piffari ci ricordano appunto quanto le forze dell'ordine perdano anche la vita pur di difenderci e pur di difendere la giustizia e la legalità. Ovviamente dall'altra parte troviamo invece l'Italia che difende l'illegalità e che viene molto ben rappresentata, dobbiamo dirlo, da Ilaria Salis, dalla sinistra, e soprattutto da tutti coloro che sminuiscono, addirittura deridono in maniera assolutamente folle e inopportuna l'operato appunto delle nostre forze dell'ordine. Quello che è successo alle porte di Verona ovviamente lo sappiamo tutti, c'è stato questo sgombero giustissimo, tra l'altro sono stati tantissimi gli episodi di violenza e di minacce perpetrate negli anni appunto da parte dei fratelli Ramponi, che si sono non solo macchiati chiaramente di un modus operandi totalmente illegale, ma anche assassini, perché hanno riempito la casa di gas, questo casolare peraltro molto grande, c'è stata una deflagrazione chiaramente letale, come abbiamo raccontato, e ci sono stati soprattutto tantissimi avvisagli. Ecco perché giustamente anche il sindacato e tutti coloro che operano sul fronte della protezione appunto delle forze dell'ordine, dei loro diritti e quant'altro, dicono la tragedia non era assolutamente imprevedibile, perché ci sono stati 2 episodi analoghi un solo anno fa, quindi l'anno scorso questi 3 simpatici fratelli, molto particolari devo dire, oltre che illegali anche assassini, si erano già macchiati di minacce agli ufficiali giudiziari veramente molto molto gravi e pesanti, quindi bisognava assolutamente intervenire in maniera diversa e molto probabilmente avremmo raccontato un episodio diverso. Comunque una tragedia che chiaramente coinvolge a livello emotivo tutti quanti noi, e che, come dicevo, vede anche le parole che sono state poi in un certo senso anche un po' cambiate, ci sono stati dei post cancellati stranamente sui social. Ilaria Salis sostanzialmente insomma giustifica non tanto lo sgombero quanto invece il modus operandi di questi 3 fratelli, proprio perché insomma dovevano essere aiutati in maniera diversa e invece sono stati lasciati abbandonati a loro stessi, quindi in un certo qual modo diciamo che giustifica quanto accaduto, ma dalla signora Salis non ci aspettavamo assolutamente dichiarazioni diverse. Probabilmente ecco, un silenzio più giusto e rispettoso sarebbe stato molto gradito. Torniamo in sintesi a parlare anche del caso di Vico Faro, con Don Biancalani che presenta addirittura 2 ricorsi in Vaticano, ricorsi che vogliono andare ad impugnare quella che è stata la decisione della Curia di Pistoia, che ovviamente stabiliva anche in questo caso lo sgombero. Tra l'altro ricordiamo, Sammy, la polizia era anche in tenuta antisommossa quando c'è stato lo sgombero del centro di accoglienza illegale, abusivo sostanzialmente di Don Biancalani. Come dicevo, 2 ricorsi presentati direttamente in Vaticano, perché Biancalani vuole continuare ad operare anche lui sostanzialmente nell'illegalità, e addirittura dice sono stato punito, però i parrocchiani, come sappiamo bene, e anche tutta la cittadinanza si oppone a quella che è l'operazione accoglienza di Don Biancalani, perché c'è degrado, perché non c'è sicurezza, perché ovviamente non vengono rispettate neppure le norme igieniche, e di conseguenza è molto strano perché chi si macchia insomma di operazioni molto poco ladamantine si ritrova invece a farsi chiamare vittima, e questo chiaramente è il caso di Don Biancalani.
Mentre torniamo in Spagna, Spagna che vuole emulare la Francia sul fronte aborto. Infatti Sanchez vuole inserire l'aborto in Costituzione e soprattutto negare quello che anche dati scientifici dimostrano e tantissimi studi dimostrano, ma a livello emotivo possiamo anche arrivarci tutti quanti noi, ovvero la sindrome post-aborto. Cosa succede? La proposta di Sanchez sostanzialmente è uno sgambetto a Partito Popular e Vox, che avevano presentato una mozione che tra l'altro era stata accolta dal Comune di Madrid, che prevedeva l'obbligo da parte appunto del personale sanitario di informare le donne intenzionate ad abortire sulle cause, sugli effetti e le ripercussioni anche sul fronte psicologico, ripercussioni peraltro ovviamente gravissime. Sanchez nega tutto questo perché chiaramente questa è una mossa politica che non vuole promuovere una sana informazione giusta e assolutamente legittima, che dovrebbe in teoria essere scevra da dei condizionamenti politici. Cosa succede? Nega anche degli studi, tra l'altro molto accurati, di Lavín Gómez e García Zapata, che sono dei ricercatori che attestano appunto la sindrome post-aborto. Ma la politica, vuole sempre prevalere, purtroppo, in molti casi lo sappiamo, è così anche nel nostro paese, prendendosi beffa sostanzialmente di quella che è la salute, in questo caso delle donne, e soprattutto andando a promuovere chiaramente una politica del tutto mortifera per quanto riguarda l'aborto, e chiaramente non soltanto, perché l'operato di Sanchez è discutibile su vari fronti. In chiusura, qui rullo di tamburi perché non sappiamo se riusciremo ad andare in onda o meno, ma noi questa notizia la vogliamo assolutamente dare. Il Tribunale di Asti dispone un risarcimento importante nei confronti di una donna 52enne di Alba, donna che prima della doppia dose di vaccino anti-Covid era assolutamente sana, aveva peraltro un'attività florida che ovviamente ha dovuto chiudere. Cosa succede? Doppia dose di Pfizer-BioNTech, la donna rimane totalmente paralizzata. Il risarcimento finalmente, dopo un iter come sempre molto turbolento, arriva. La signora aveva una tabaccheria, aveva una vita normalissima, ha iniziato a soffrire di disturbi neurologici ed è subentrata addirittura una mielite infiammatoria traversa, una sindrome neurologica gravissima che colpisce la spina dorsale e che chiaramente poi prevede in fase di degenerazione appunto la paralisi. Una 52enne, quindi parliamo assolutamente di una signora ancora giovane, con il sistema immunitario andato totalmente in tilt, perché a causa appunto di questi vaccini praticamente il sistema immunitario impazzisce. Cosa succede? Per errore attacca il midollo spinale. Ecco perché è stato appunto riscontrato il causa-effetto tra vaccino e danno permanente. Il risarcimento ovviamente sarà importante a livello economico, ma la salute purtroppo non verrà assolutamente risarcita e la signora purtroppo non tornerà a camminare. È stata una diretta molto difficile, Semi, perché le notizie ci hanno particolarmente colpiti, soprattutto ovviamente in concomitanza con il funerale dei 3 carabinieri che ci hanno lasciati, però abbiamo cercato come sempre di fare anche oggi il nostro lavoro. E come, ragazzi? E se volete seguirla, Chiara Soldani la trovate difficilmente, ma la trovate, stavo dicendo facilmente, ma no, difficilmente, su Instagram. Ricordiamolo, Chiara, cosa bisogna scrivere? Chiara con la K, SOUL tutto attaccato, _, e mi trovate, ma tanto Sammy ormai imperverso con i miei tag sui post simpatici a te, quindi Sì, tu sì. sei il VIP, quindi siamo facilmente reperibili in questo caso, ma soltanto da persone che vogliono dialogare in maniera intelligente, perché lo sai benissimo che poi le minacce, le accuse sono sempre dietro l'angolo quando si fa controinformazione. Noi ne sappiamo qualcosa quotidianamente, siamo cancellati da molti social per questo, quindi cercate Chiara Soldani anche cercando Sammy Varin e Radio Libertà, ma soprattutto su leggifuoco.it e sul cartaceo che si chiama Fuoco. Grazie Chiara, buon weekend e alla prossima. Grazie a te Sammy, un abbraccio e un saluto a tutti, buon weekend. Buon weekend, siamo alle 11.24, ormai manovra economica che diventa realtà proprio in queste ore. È intervenuto Alberto Bagnai a Sky Economia sulla manovra fiscale e le misure volute dalla Lega per sostenere cittadini e imprese, come ad esempio la famosa rottamazione delle cartelle, ma anche il contributo economico di banche e assicurazioni. E allora ascoltiamo cosa ha detto Bagnai.
di un quarto della manovra all'incirca, diciamo, un quarto della manovra viene da queste, diciamo, da fondi legati. Bagnai, più di un quarto della manovra all'incirca, diciamo, un quarto della manovra viene da queste, diciamo, da fondi legati al recovery e alla loro rimodulazione. Quindi lanciamo una provocazione, dobbiamo ringraziare l'Europa perché sennò avremmo dovuto fare più tagli di spesa, avremmo dovuto fare altre operazioni. Ma sta dicendo che più di un quarto della manovra viene da debito contratto dalla Commissione europea, debito il cui costo è tuttora opaco. Ho avuto modo di chiederlo in aula, ma oggettivamente ancora non sappiamo quale sarà il costo finanziario di questo debito perché non lo contrae il nostro Ministero dell'Economia e delle Finanze. E quindi questo, come dire, ci permette di rimodulare, diciamo così, visto che si usa questo termine, la narrazione che è stata fatta secondo cui le nuove regole europee non permettono il debito. Diciamo che perlomeno abbiamo evidenza che le nuove regole europee permettono il debito europeo. Lei quale termine userebbe al posto di rimodulare? Ho usato il termine rimodulare, ma esprimere in un modo diverso in questo caso. Le nuove regole europee permettono il debito europeo, che è un debito che ha una caratteristica ed è quella di essere vincolato al perseguimento di obiettivi europei. Ricordiamoci che il PNRR nasce in un periodo di grande ottimismo verde, grande ottimismo verso la transizione ecologica, un ottimismo che adesso il mondo delle imprese non condivide più e che la Lega non ha mai condiviso, peraltro, e non solo in Italia, ma in tutto il resto del mondo. Quindi lei capisce che, come dire, avere dei soldi da spendere per fare la 10ª pista ciclabile parallela in una strada del centro di un centro urbano al mero scopo, diciamo così, è un atto di emulazione, dicono i giuristi, no? Al mero scopo di disturbare il traffico, non è una cosa particolarmente sostenibile e particolarmente produttiva. Poi naturalmente nel PNRR c'è anche molto altro. Come lei sa, la posizione che il nostro partito ha espresso è che quando i tassi di interesse erano bassi si sarebbe tranquillamente potuto fare debito nazionale. Dopodiché questo governo le regole le rispetta e riesce a camminare senza inciampare su quel sentiero stretto che il PD aveva teorizzato e sul quale però purtroppo ha inciampato. Questo contributo delle società finanziarie, quindi non solo banche, ma diciamo così, new entry, anche le assicurazioni, un'interlocuzione particolarmente complessa con l'ABI, che dice chiaramente, insomma, al massimo si può fare un anticipo di liquidità, ossia un prestito come lo scorso anno, ma nel documento programmatico, come ricordava Gianni, si legge che è strutturale per i prossimi 3 anni. Bagnai, quindi siete pronti ad andare, siete già andati di fatto allo scontro con i vostri alleati di Forza Italia, che su questo dicono sono stati sempre molto contrari, ma anche con i banchieri. Com'è la posizione della Lega? Gliela dico subito, però mi consenta di dire la mia su una lieve imprecisione. La storia secondo la quale senza il PNRR noi saremmo in recessione appartiene alla categoria dei controfattuali fantastici. Noi abbiamo una richiesta fortissima per i titoli di debito pubblico italiano e quindi se non avessimo fatto debito europeo avremmo fatto debito italiano, voglio dire, non per questo saremmo andati in recessione. In recessione c'è la Germania in questo momento e c'è perché il modello di crescita tutto orientato sulla domanda di altri paesi anziché sulla propria domanda interna o sulla domanda interna dell'Unione Europea si è rivelato fallimentare, un modello nel quale ha cercato di trascinarci, cui questo governo si è sottratto, facendo 3 finanziarie che, naturalmente lo capisco, da parte dell'opposizione si dice che non hanno spostato nulla, ma sono intervenute a sostegno dei redditi dei ceti medio-bassi e adesso anche del ceto medio. Per quel che riguarda la vicenda delle banche, qui il discorso è estremamente semplice. Io credo che sia dell'esperienza dei cittadini che ci stanno ascoltando il fatto che con il riaffacciarsi dell'inflazione c'è stato un adeguamento dei tassi di interesse al rialzo, ma non di tutti i tassi di interesse. I tassi di interesse
attivi per il sistema bancario, cioè quelli che le banche percepiscono sui mutui che erogano, sono aumentati. I tassi di interesse passivi per il sistema bancario, cioè quelli che corrispondono ai risparmiatori che depositano i loro risparmi, sono rimasti allo 0, Ora, nei successi e nei margini di utili del sistema bancario, io per lavoro devo conoscere, rispetto, stimo tanti amministratori delegati di tante banche, ne riconosco l'eccellenza professionale. Nei risultati eccellenti che sono stati ottenuti negli ultimi anni, nelle ultime semestrali, però non c'è solo questa eccellenza, c'è anche un contesto di mercato fortemente concentrato, perché ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede la globalizzazione, fuori c'è la Cina, tutto quello che vogliamo, dove le banche molto visibilmente non si fanno una grande concorrenza, in particolare sui tassi passivi. Quindi, come dire, se c'è quindi un fallimento del mercato, il fatto che lo Stato intervenga non è una cosa fuori dal mondo. Poi si può discutere sulle modalità, anche sul tipo di dialogo che sia instaurato o non sia instaurato, o si sarebbe potuto instaurare. Però, diciamo, il punto è quello che le ho... No, chiaro, anche perché il primo... quello che... Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, no, non ce la posso fare. Faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria, dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 €, potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina sostanzialmente sono i mattoni della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene e elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 €, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Since I was knee-high to my grandpa's rocking chair, I've lived on music everywhere. As soon as I'd learned enough to stand, I was listening to a honky-tonk band. So I just found around, never went to school, but no doubt I ain't nobody's fool. And my happy heart just knew what it had planned. It had me playing in a honky-tonk band. I sang my honky-tonk heart,
I know it's thumping like a runaway train about to fall apart. For these honky-tonk music that's giving me this living, I thank my honky-tonk heartbeat every time. So when I die, I go to heaven, I will say, Lord, my heart, it led me all the way. It gave me purpose I could understand. It taught me playing guitar, honky-tonk band. I sang my honky-tonk heart. I know it's something like a runaway train about to fall apart. For these honky-tonk music that's giving me this living, I thank my honky-tonk heartbeat every time. Honky-tonk heart. I know it's thumping like a runaway train about to fall apart. For these honky-tonk music that's giving me this living, I thank my honky-tonk heartbeat every time. Honky-tonk heart. I know it's thumping like a runaway train about to fall apart. For this honky-tonk music that's giving me this living, I thank my honky-tonk heartbeat every time. I thank my honky-tonk heartbeat every time. I thank my honky-tonk heartbeat every time, yeah. Pompa, appena uscita da pochissime ore questa canzone di Matthew Lee, Honky Tonk Heart, talentuoso pianista di Pesaro. Uno dice ma questo è americano, è di Pesaro signori, ed è occupato senza sosta in tour in Italia e all'estero. Questa canzone appena uscita è un connubio tra rock and roll e country, 28, 29, 30 novembre al Blue Note di Milano, ma cercate Matthew, scritto Matthew Lee su Instagram perché ha un fracco di date interessanti. Chiaro è che se siete su Milano, il sacro Blue Note 28, 29, 30 novembre, io ci faccio un pensierino. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E quindi ho detto, beh, se sono un problema cercherò di diventare un problema reale. E quindi, parlandone con Alberto, ho solo una soluzione per diventare un problema reale. Mi candido capolista in tutte le province. E quindi ho detto... E quindi cosa potremmo dire noi? Cioè, davanti a una frase del genere, davanti a un personaggio del genere che molti temono, forse sì, ci può stare questa frase, sì, questa, proprio, senti. No, quest'altra, senti? Lo amiamo. Appunto, lo amiamo. Come Alberto Acerbis amiamo anche il grandissimo Luca Zaia. Ne vedremo delle belle? Probabilmente sì, e chiaramente delle belle targate Lega, targate centrodestra e targate in questo caso Veneto. 11.38, certo, segui la Lega e i telefoni sono aperti. Se qualcuno di voi ha qualcosa da dire, lo sapete, con Sammy Varin lo potete fare. Basta chiamare 0292947222 o inviare un messaggio WhatsApp al 340 6709
659, quest'ultimo numero solo per WhatsApp, ma 24 ore su 24, quindi qualunque cosa accada che volete documentare anche in video, lo inviate al 340 6709 659, il primo che arriva davanti al microfono vi manda in onda. Appuntamenti da non scordare per oggi, venerdì 17 alle 14:30, Stop Spaccio, Stop Degrado, un presidio della Lega a Torino in corso Vercelli 12 al Giardino Madre Teresa di Calcutta, un presidio con Silvia Sardone, europarlamentare e vice segretario della Lega, oggi pomeriggio, ore 14:30, in corso Vercelli 12 a Torino. A Cagliari invece un appuntamento questa mattina con la Costituzione spiegata male, capita bene, organizzato dall'Associazione Culturale Stati Uniti d'Italia con il grandissimo senatore Manuel Vescovi a Cagliari presso Piazzale Via dei Partigiani 1 in quel di Pirri. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega li trovate, lo ricordiamo, sul sito legaonline.it, soprattutto quelli televisivi, ma quelli che racconta Sammy Varin molto spesso arrivano direttamente da voi, che inviate messaggi al 340 6709 659. Domani, sabato 18 ottobre, in mattinata dalle 10 alle 12, apre il punto Lega di Milano in via Vespri Siciliani numero 12 e si parla naturalmente del futuro di Milano e soprattutto di chi candidiamo a Milano. La festa della Lega di Cermenate, provincia di Como, a 2 passi da Como, da Varese, da Monza, da Milano, insomma, se avete voglia di uscire di casa è una bella idea. Questo 19, quindi dopodomani, domenica 19 ottobre, a partire dalle 9:30 in via Montale, zona centro sportivo a Cermenate. Una festa della Lega con i nostri amici cagnolini. Arriva il senatore Manfredi Potenti, che è diventato responsabile del Dipartimento Nazionale Tutela del Benessere degli Animali, e Potenti è in giro per l'Italia a parlare di animalismo e a parlare delle proposte della Lega e del centrodestra. Bella questa domenica 19 ottobre la sfilata dedicata a cani di razza e meticci. Alle 9:30 aprono le iscrizioni, alle 11 parte la sfilata e naturalmente la premiazione. L'intera somma raccolta sarà devoluta agli amici del randagio. Naturalmente, cercando il senatore Manfredi Potenti potete avere tutte le informazioni a riguardo. E poi, beh dai, che cavolo, Sammy Varin, vuoi non andare a cercare, aspetta che scrivo, Lega Salvini Premier, perché in questi casi è importante anche rimanere in contatto. Tu dici, ma cosa devo scrivere su Facebook? Basta scrivere Lega Salvini Premier e su questo paginone, seguito da più di 1 milione di persone, trovate tra parentesi la mia rassegna stampa e me la tiro moltissimo perché arrivare sul telefonino, sul computer di 1.200.000 persone, beh, non è niente male, ma soprattutto trovate tutte le altre segnalazioni targate Lega e le ultime clip televisive e non dei nostri rappresentanti. Ad esempio, ha parlato proprio ieri sera Silvia Sardone e come minimo sentiamo cosa ha detto. Trovo indecenti le parole di Ilaria Salis. Sentiamo la Sardone. Io trovo indecenti le parole di Ilaria Salis, che quasi giustificano un atto in cui, ricordiamolo, sono morti 3 carabinieri, a cui deve andare tutta la nostra solidarietà, ovviamente alle famiglie, sono morti mentre facevano il loro lavoro. E per quelle parole dovrebbero vergognarsi anche troppi eurodeputati che l'hanno salvata all'Europarlamento. Dopodiché, sicuramente c'è un tema relativo alle abitazioni. Questo governo ha in mente un piano casa per le famiglie, ha già stanziato 660 milioni di euro che non sono sufficienti però per l'edilizia
popolare, bisogna sicuramente fare investimenti anche con soldi dei privati, anche con fondi europei, però questa, diciamo, soluzione proposta dalla sinistra che va a toccare la proprietà privata, mi dispiace, io proprio non la condivido. Cioè io non ho capito per quale motivo uno che risparmia per tutta la vita e magari riesce a comprarsi una casa non può fare di quella casa quello che vuole. Io credo che sia necessario invece, magari se dobbiamo decidere che tipo di norme fare, ecco, vedi, questo governo ha fatto la norma dove finalmente è possibile sgomberare le occupazioni abusive per quanto riguarda la prima casa. Io credo che se riuscissimo ad estendere questa norma anche per le seconde o più case, ecco, la gente più facilmente sarebbe tranquilla nel affittare una casa, perché non avrebbe la preoccupazione di ricevere 1 o 2 mesi d'affitto e poi ritrovarsi la casa occupata, pagata con i risparmi di una vita, sulla quale poi ti ritrovi magari a pagare anche le spese condominiali e tutte le tasse possibili. Grandissima Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, che trovate facilmente anche su Instagram, seguitissima, mai come il nostro capitano Matteo Salvini. E allora, visto che siamo nel Segui la Lega, vi lascio con una clip estrapolata proprio dall'intervista che ha fatto questa mattina su Sky TG24. Matteo Salvini fa il punto della situazione, soprattutto in vista della manovra finanziaria che arriva in Consiglio dei Ministri proprio in questi minuti. Ascoltiamo Matteo Salvini e io vi ringrazio per il gentile ascolto, ringrazio Simone in regia, torno lunedì mattina alle 7:30. Matteo, a te. Io dico Matteo a te, Aumentare, eccolo. non per tutti, per carità di Dio, pensioni e stipendi, aumentare le pensioni minime, tagliare le tasse sullo stipendio del cosiddetto ceto medio fra i 28 e i 50.000 euro e cancellare le cartelle esattoriali fino a tutto il dicembre 23 e assumere medici e infermieri, perché 2,5 miliardi in più per la sanità vuol dire assumere almeno 1.000 medici e 6.000 infermieri all'anno, e sono fondamentali. È chiaro che chi ha di più deve dare di più, le banche, ma non perché vogliano fare l'esproprio proletario, siamo in Unione Sovietica. Le banche stanno facendo guadagni da decine di miliardi di euro, chiuderanno quest'anno con profitti per oltre 50 miliardi di euro, ecco, distribuendo dividendi milionari ai loro dirigenti e ai loro azionisti. Ecco, se invece di 50 miliardi di euro ne guadagneranno solo 45, perché daranno una parte di quello che stanno incassando con la copertura dello Stato per famiglie, imprese e sanità, penso che sia una cosa utile. Quindi non solo per quest'anno, ma anche negli anni a venire, chi ha di più deve dare di più. In un momento di difficoltà per molti, chi sta incassando di più e non sempre prestando alle famiglie e alle imprese quello che deve, ma l'esercizio è molto semplice. Chi è a casa guarda l'ultimo estratto conto e verifica la differenza fra gli interessi che la banca gli dà sui soldi che lui ha depositati sul conto corrente, 0, se non 0 secco, e gli interessi che la banca gli chiede quando va a chiedere un prestito, 3, 4, 5, 6%. E quindi se ti do 0 quando mi presti soldi e ti chiedo parecchio quando me li dai, la differenza di questo può diventare questi 5 miliardi. Poi lei ha fatto cenno alla rottamazione delle cartelle, anche su questo che era un punto, come dire, dibattuto, siete arrivati... No, c'è nel programma del centrodestra la pace fiscale, il saldo e stralcio, vuol dire, noi stiamo parlando solo di gente che ha fatto la dichiarazione dei redditi. Uno che non ha mai fatto la dichiarazione dei redditi e ha i 2 Ferrari in garage e la Villa Sabaudia non è il soggetto da aiutare a cui stiamo pensando noi. Chi ha fatto la dichiarazione dei redditi, ma col Covid, con la guerra, per il divorzio, per una malattia in casa, per un problema in famiglia, non è riuscito a saldare nei confronti dello Stato tutto quello che doveva, può rientrare in 9 anni con rate uguali, 108 rate uguali, senza sanzioni, senza fee d'ingresso, e quindi regolarizzarsi. Lo Stato incassa e lui torna a vivere, a pagare, a fatturare, a lavorare, a avere un conto corrente.
A proposito di attualità, è arrivata questa mattina una notizia inquietante. Nelle ultime ore una bomba ha distrutto l'auto di un giornalista, di un collega di Ranucci, al Follia. quale va ovviamente la nostra solidarietà. Cosa si sente di dire rispetto a questo episodio? No, l'abbiamo già detto, gravissimo. Poi io peraltro sono giornalista professionista iscritto all'ordine, adesso ovviamente in aspettativa perché faccio altro, però gravissima, ogni genere di intimidazione, poi una bomba figurati. Ecco, sarebbe bello che la politica, al di là del fatto vigliacco di Ranucci, a cui conto che tutti diano solidarietà, in occasione di ogni episodio di violenza fosse egualmente unanime nella condanna, perché non ci sono minacce di serie A o minacce di serie B, minacce buone, minacce cattive, violenze buone o violenze cattive, quindi massima solidarietà a chiunque sia vittima di rabbia, cattiveria, odio, violenza o aggressione. Io stamattina ho visto il ministro degli esteri israeliano con cui abbiamo fatto il punto sul processo di pace a Gaza, quindi il rilascio degli ostaggi, mancano ancora 19 morti, 19 cadaveri da restituire, gli aiuti umanitari che stanno entrando a tonnellate a Gaza, il disarmo dei terroristi islamici di Hamas. Ricordo però sottovoce che nelle scorse settimane, durante le manifestazioni che ci sono state in tutta Italia, sono stati mandati all'ospedale 125 poliziotti e carabinieri. Anche quella è violenza. Non c'è violenza buona e violenza cattiva, quindi sarebbe bello che la politica condannasse qualsiasi episodio di violenza, a partire da quella di Ranucci, che io ho più volte contestato giornalisticamente, però ha un'idea che io non condivido, ribatto con un'idea, non con una bomba, con un lancio di pietre, con un fumogeno o con qualcos'altro. A proposito di Gaza, la Premier Meloni ha detto che l'Italia è pronta a fare la sua parte nel processo di pace. Lei è d'accordo all'invio anche di forze militari per che siano una forza di stabilizzazione nella striscia? Certo, ci sono oggi più di 1000 carabinieri in giro in varie missioni nel mondo, fra le ambasciate e i teatri di guerra, quindi se grazie a Trump, non grazie ad altri, non grazie a Greta Thunberg o a qualche altro fenomeno, se grazie a Trump si smetterà di morire a Gaza e in Israele, bisogna che tutti facciano la loro parte, Italia in primis. Senta, mercoledì si è aperta la campagna elettorale in Veneto, una campagna elettorale importante, il candidato è della Lega. Zaia è stato un po' critico dal palco, ha parlato di veti, ma lui stesso ha detto, se sono un problema, ma un problema per chi? No, per la sinistra, perché in Veneto finirà bene. Vedo che qua c'è una platea di ragazzi. Ecco, io ho la gioia di aver candidato come prossimo presidente del Veneto il governatore più giovane d'Italia. 32 anni, è un ragazzo di 32 anni, laureato, che ha fatto il sindaco, giovanissimo, un comune in provincia di Padova, che aveva 25 anni. E quindi la differenza fra chi dei giovani parla, perché fa chic, bisogna coinvolgere i giovani, bisogna parlare ai giovani, bla bla bla, e noi abbiamo avuto la forza e l'orgoglio e l'energia di candidare un ragazzo di 32 anni a governare una delle regioni più dinamiche d'Europa, come il Veneto, quindi li compierà a novembre, gli faccio i migliori auguri. E poi non vota solo il Veneto, dove avremo un risultato straordinario, penso, come Lega, e la sinistra ovviamente farà la sua parte, però votano anche Puglia e Campania, che è vero che sono governate dalla sinistra da tanti anni, però non c'è nessuna battaglia mai persa in partenza. Io non comincio mai una partita da sconfitto, e quindi faccio gli auguri anche a Cirielli in Campania, Lo Buono in Puglia, e la Lega sta facendo liste fortissime e giovani anche in Puglia e in Campania. Senta, parliamo a proposito appunto della Lega. Zaia quest'oggi su un quotidiano ipotizza una sorta di sdoppiamento della Lega sul modello dei conservatori tedeschi. Lei come la vede? Dell'organizzazione interna della Lega penso che interessi poco a chi è a casa, a chi è qua, e ne parleremo nelle sedi della Lega, perché a me interessa dare risposte. Ripeto, adesso il tema è la sanità e le assunzioni di medici e infermieri e l'apertura delle facoltà di medicina, un altro impegno della Lega in passato per i giovani di oggi, che sono anche gli adulti di domani, togliere
il test d'ingresso a medicina per evitare il terno all'otto, tu sì e tu no, quindi tutti entrano in medicina, poi in base ai risultati, in base ai voti, in base agli esami, dopo 6 mesi uno decide fa per me o non fa per me, altrimenti c'era il test a crocette come per l'esame della patente, per intenderci. Sanità, sicurezza, Roma, Milano, ormai anche i piccoli centri purtroppo hanno crescenti problemi di sicurezza e quindi non basta assumere più forze dell'ordine, occorre anche intervenire dal punto di vista sociale e culturale ed espellere i troppi clandestini che ancora sono a spasso per le nostre città, e il tema delle tasse che però stiamo affrontando come ci siamo detti prima. Poi parliamo anche di immigrazione, ma prima volevo chiederle a proposito di regionali, chiudiamo il capitolo, la Toscana, la Lega non ha avuto un risultato brillante, ma lei conferma la sua fiducia a Vannacci? Assolutamente sì. Quando si vince non si vince mai da soli e quando si perde non si perde mai da soli. Quindi quando c'è una vittoria è figlia di tutti. Quando c'è una sconfitta uno si gira e rimane da solo. Io non sono abituato a dimenticare o abbandonare nessuno nel bene o nel male, piedi ben saldi per terra, quindi bisogna ragionare quando perdi. Quando perdi 2-0 non puoi far finta di niente, quindi devi capire che cosa non ha funzionato, ma per vincere la partita dopo. Quindi sono orgoglioso della mia squadra e quindi sicuramente qualcosa va sistemato, però mai pubblicamente. Chi fa polemica pubblica non aiuta mai, questo nella vita, in famiglia, in politica. Ma bisogna tornare ai territori come dicono i capogruppi di Ci Camera e siamo, Senato. abbiamo 500 sindaci. La Lega è il movimento più radicato sui territori, quindi non bisogna tornare, ci siamo. Senta, parliamo di immigrazione. Lei ha annunciato che state preparando nuove norme, ma a che misure state pensando? Di cosa si tratta? Confluiranno in un decreto? Sì, stiamo ragionando a un decreto sicurezza e immigrazione. Abbiamo fatto già il decreto sicurezza, ad esempio, che prevede lo sgombero delle case occupate abusivamente in caso di prima casa. Però, siccome la proprietà privata è difesa e riconosciuta, chiunque occupi illegalmente il bene di un altro deve essere sgomberato rapidamente. Poi penso al tema dei troppi immigrati irregolari che delinquono in Italia. C'è già sulla carta uno strumento che è il permesso di soggiorno a punti, un po' come la patente a punti. Un po' il principio, io ti do la patente, ti do 20 punti e se non metti la cintura, se usi il telefonino, se bevi troppo, se ti droghi, poi finiscono i punti e ricominci da capo. Anche il permesso di soggiorno per chi arriva da lontano è una sorta di fiducia. Io ti do fiducia, ti spalanco le porte di casa mia in Italia, hai diritto alla sanità gratuita, alla scuola, al lavoro, alla casa, però se sbagli, però se commetti un reato, però se ti comporti male, posso anche darti prima un avviso e poi basta, poi posso anche rimandarti a casa tua perché abbiamo tanti italiani in difficoltà, non posso aiutare anche tutto il resto del mondo, soprattutto se viene a Roma a delinquere. Senta, so che lei mi dirà che questo è un argomento che non appassiona particolarmente gli elettori, ma qui ci sono dei giovani, probabilmente voteranno per la prima volta. Con la riforma del premierato la legge elettorale dovrà subire dei ritocchi. Quali sono le sue preferenze? Quali sono i modelli a cui lei vorrebbe Madonna, non ispirarsi? farmi parlare di legge elettorale, già è venerdì 17. No, a noi interessa che il voto conti. Quindi la riforma dell'indicazione diretta del Premier vuol dire che se tu credi in quella squadra, credi in quel partito, voti per quel programma elettorale e poi quello è, e se qualcosa cambia si torna a votare, perché troppe volte in Italia ho votato uno e poi in Parlamento decidono che governa quell'altro. Quindi la riforma del premierato, così come la riforma dell'autonomia per dare più potere appunto ai territori, alle regioni, ai sindaci, a chi amministra bene, è una legge elettorale più proporzionale, quindi che dà più valore al singolo voto, avvicina la gente, perché altrimenti uno dice ma perché voto? Io voto te e poi mi trovo al governo quello là, o io voto a destra e poi va il governo tecnico alla sinistra, quindi non torna. L'ultima domanda, abbiamo solo un minuto. Landini ha definito Giorgia Meloni una cortigiana, dicendo che era una critica politica. Lei non l'ha ritenuta proprio una critica politica. Secondo lei i toni del dibattito politico in questa fase storica sono eccessivi? C'è bisogno di un maggior rispetto reciproco delle parti? È evidente, ci sono... Ma io l'ho visto nelle manifestazioni delle scorse settimane. Il Ministero dei Trasporti è qua dietro. Qua siamo a Villa Torlonia,
il ministero è a Porta Pia e siccome sono passati diversi cortei, lancio di uova, lancio di pietre, scontri con la polizia, Salvini assassino, Salvini infame, Salvini appeso a testa in giù, poi ormai a me lascia, cioè passa, scivola sulla schiena, però non è normale. Non è normale che si giustifichi la violenza fisica o verbale, non è normale che il capo di un sindacato dia della prostituta al Presidente del Consiglio, perché questo è da vocabolario della lingua italiana il termine cortigiano, e quindi non è normale che il capo di un sindacato inneggi alla rivolta sociale, perché qua ci sono ragazzi di 18 anni e io non c'ero, però negli anni 70 del secolo scorso tu fai in fretta, ahimè, a scaldare delle menti poco lucide inneggiando alla rivolta sociale e poi ti trovi quelli che sparano, quelli che mettono le bombe sotto le macchine. Quindi sì, io ovviamente ho idee forti, nel senso che Salvini e la Lega sicuramente non sono quelli che vanno d'accordo con tutti, che piacciono a tutti e che danno ragione a tutti, però alle idee si risponde con le idee. Io ho idee precise sull'immigrazione clandestina, sull'estremismo islamico, sul fatto che chi rompe paga, chi sbaglia paga, però a un'idea si risponde con un'idea, altrimenti si arriva a Charlie Kirk. È stato ucciso non più tardi di un mese, pochi giorni fa, un ragazzo che parlava ad altri ragazzi in un'università americana, gli hanno sparato al collo e poi dibattito di settimane in Italia con qualche genio di sinistra, però insomma aveva idee forti e un po' se l'è cercata, no? Quindi insultare, ma non il Presidente del Consiglio, insultare te, certo. insultare me, insultare chiunque o aggredire verbalmente o fisicamente in questo momento, con la guerra fra Russia e Ucraina, Certo. con la guerra, grazie a Dio, al momento sospesa fra Israele e Palestina, ma il processo è ancora lungo, delicato, va accompagnato. Ecco, spero che Trump, ecco l'auspicio del 2026, Trump è riuscito nel miracolo fra Israele e Hamas, se ci riesce anche fra Putin e Zelensky, non un Nobel per la pace, 3 Nobel per la pace. Ce lo auguriamo, dobbiamo la pace ovviamente e eventualmente anche il Nobel. Dobbiamo ringraziare il ministro dei trasporti, vice premier Matteo Salvini. Consiglio dei Ministri. Grazie, adesso invece Giovanna Pancheri intervisterà il ministro Nordio.